popolazione che viene da lontano ma vuole andare lontano, e quest'anno, oltre a tutto il tradizionale patrimonio enogastronomico, è arricchita di una presenza sportiva importante. Abbiamo la cittadella dello sport diciamo, in piazza Primo Maggio, poi abbiamo la bike, poi abbiamo tutte le iniziative legate alla lingua friulana, dove partecipano tutti quanti gli enti che si curano di questo tema. Abbiamo l'evento con le città gemelle, abbiamo ben 7 paesi che con le loro città parteciperanno, quindi una proiezione internazionale. Avremo anche molti friulani che vengono dall'estero perché vogliono fare del Friuli Doc la loro reunion. Insomma, una grande festa, una grande tradizione, una regione che, come diceva Nievo, è un compendio del mondo, godiamocela che è unica.